Qua il Catania, Rigoli sì, Rigoli no. I tifosi dell'Acragas continuano a sfogliare la Margherita prima della scelta definitiva che dovrà compiere il tecnico biancazzurro che in settimana incontrerà i vertici del club di Via Petrarca. Il condottiero della promozione in quarta serie non è ancora sicuro se rimarrà o meno ad Agrigento. Lui, che è un tipo molto puntiglioso prima di mettere nero su bianco, intende ricevere delle garanzie, soprattutto tecniche. Nel frattempo diversi club sono sulle sue tracce e uno in particolare conduce a Cosenza. Per la stampa calabrese addirittura Rigoli è già il prossimo allenatore dei Silani, una notizia che però lui stesso smentisce. A me di questo non risulta niente, quindi non c'è stato nessun contatto con il Cosenza e quindi non posso dire nient'altro sotto questo aspetto, che sicuramente, perché pure io, qualche amico mi ha chiamato da Cosenza, ho voluto capire da dove veniva questa notizia, ma sicuramente è partita dai vertici societari, però dico, io posso dire ad oggi che nessuno mi ha contattato ufficialmente. Tu hai detto sempre, anche negli ultimi tempi, che la prima scelta rimane l'Acragas. Adesso, al di là di quello che vi siete detto in un primo incontro, tra l'altro al termine di una cena per festeggiare la promozione, non vogliamo entrare nei dettagli, ma questa possibilità che tu rimanga anche la prossima stagione sulla panchina biancazzurra esiste ancora? Allora, guarda, io ti confermo quello che tu hai detto, per me è e rimane la prima scelta, fermo restando che ad Agrigento si voglia fare calcio in un modo serio e professionale, quindi questa è una delle mie condizioni. L'altra condizione è quella che l'Agragas non per recitare un ruolo, deve recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie D, con un'organizzazione che sia all'altezza della città per quello che hanno dimostrato i tifosi, e ribadisco che io non posso non essere chiaro con una città e con una tifoseria che mi ha sempre voluto bene, che mi ha amato e che mi ha osannato per tutto il periodo che io sono stato ad Agrigento. Con il presidente Alessi come siete rimasti? Ci sarà un altro incontro imminente? Ma penso che la società prima deve fare chiarezza nel loro interno e poi appena sicuramente siamo rimasti che questa settimana ci sentivamo, anche se io giovedì parto per Gubbio, che mi vado a vedere le finali primavera che si svolgeranno sabato, domenica e lunedì, quindi mi auguro che ci possiamo sentire o vedere prima che io parta giovedì per Gubbio, dove vado a vedere le finali primavera. Intanto, dopo la fine del torneo di eccellenza, sono molte le società che devono ricominciare da capo. I vertici societari di Gemini e Camarat si sono dimessi. A Cammarata sono arrivate le dimissioni del presidente della Greca, che per motivi professionali non è più in grado di ricoprire l'importante ruolo. Certo, appare il ritorno di Renato Maggio, che per oltre un decennio è stato una sorta di padre padrone di questa società, portandola alle fasi finali addirittura per la promozione in Serie D. Serie D che continua a sognare invece l'Atletico Campofranco, che sta disputando i playoff. I nisseni ieri sono stati capaci di effettuare il blitz a Monte San Giacomo, superando 1-0 il Valdiano. La rete decisiva è stata messa a segno dal Baby D'Angelo a 4 minuti dalla fine. Da Campofranco si sono spostati circa 400 tifosi che hanno sostenuto la propria squadra dal primo all'ultimo minuto. Qualificazione al secondo turno in tasca, anche se ci sarà da soffrire nel match di ritorno in programma domenica prossima a Casteltermini. Ecco Restivo, perde palla, Casisa la mette su Nuccio. Ecco, ha pareggiato il Gemini.